sembra, ma non è così. Quindi fino al chilometro 6,5 diciamo uno ti invoglia proprio ad andare, quindi bisogna un po' stare all'occhio, perché diciamo che la prima parte è abbastanza impegnativa, però la seconda è molto di più, perché uno arriva diciamo al 24esimo, si trova un rettilineo che solo a vederlo ti viene voglia da ritirarti, quindi diciamo se uno la prende con calma è più il secondo pezzo da tenere un po' all'occhio. È chiaro che il percorso porta a correre perché è bello, quindi uno dice ma vado, però un po' sì, vedi, chiaro che sono appena 9 e magari sì, quando si arriva sul primo punto più alto diciamo è al 10° chilometro, quindi sì, già lì si sente sulle gambe c'è una bella salita, dopo è chiaro ognuno ha il suo allenamento, quindi cioè, non posso dire ma vado come lui e quindi ma lo prendo come ipotesi perché ha fatto la mezza così più o meno, ma magari quest'anno va di più e quindi mi ammazza perché devo andare col mio, quindi sapere che devo fare 45 km, è chiaro che devo arrivare a 30 e ne ho ancora 10, quindi devo stare bene, quindi sì, è un po', diciamo che i primi 20 sono quasi nel posto, quindi temperatura è ottima. Dal 20esimo in poi siamo quasi sempre 4 di sole, quindi può essere proprio una botta. Quindi abbiamo una stacchetta, abbiamo già un 700 sulle gambe di livello e i 22 km sono diciamo abbastanza impegnativi. È chiaro che abbiamo anche sul finale una rampa che qua qualcuno si ricorderà di me, sono altri quasi 100 metri, ma diciamo che qua dietro telefono, diciamo che quella lì è dal 40esimo fino a qua della fine, a parte l'ultimo chilometro che è in discesa, ti porta sempre su, è leggera, ma cioè, le gambe saranno finite diciamo. Un'ora e mezza, ma un po' duretta visto la distanza e il dislivello. All'arrivo si potrebbe arrivare ben oltre i 20 gradi, soprattutto perché dopo lo dirà anche meglio Marco, negli ultimi chilometri non sono all'ombra ma sono quasi tutti sotto il sole, quindi anche quello può influire parecchio. prova a illustrarci com'è la prima parte, fango, terra, diciamo che erba, ripida, non ripida, e poi la seconda parte. Allora, la prima parte è bomba, su è il primo chilometro dell'asfalto, quindi lì poi si entra in un sentiero abbastanza battuto, quindi non ha sassi o fango come diceva. E poi c'è sì un sentiero che come visto oggi ha piovuto ma non proprio eccessivamente, quindi è tutto nel bosco, c'è sempre fango, che sarà la zona del Prevalle. Quindi è un bosco che lo entreremo lì al 24esimo chilometro e lì c'è qualche pezzo proprio magari di fango, c'è una bella salita e poi sì, da stare attenti un po' nella discesa, ma non ci sono cose tecniche proprio a livello impossibile. C'è l'ultima parte qua che diciamo è quella della Biarte, chiaramente è l'ultimo chilometro, da stare un po' attenti perché lì quando è bagnato si rischia proprio di scivolare. Non credo abbia fatto, come ho detto prima, tanta acqua, però l'ultimo chilometro quando si arriva lì, è già capitato a me, perché si rischia proprio, puoi avere ben tappate che vai, quindi lì è proprio soggettivo, sei la 1 o la 8 è uguale perché lì vai. Quindi l'ultima discesa, anche perché le gambe non ci sono, quindi è meglio, se si vede bagnato, a parte che penso che si mettono 20 gradi, diciamo, sì, si dovrebbe asciugare. E di curarci di noi stessi adeguato. È fondamentale gestire bene la preparazione e anche curare, diciamo, aspetti di questo tipo, se uno vuole correre a lungo e star bene. Allora, buonasera a tutti, io sono il dottor Nicola Imbriani, titolare di un centro di fisioterapia di Udine, nella città di Udine, il centro di Udine.
siamo specialisti nella cura dei dolori di tipo artromuscoloscheletrico, nuova attività partendo da zero, e la corsa tra l'altro fa molto bene per i motivi che sono stati menzionati, ed è anche uno stimolo ad arrivare dove non si pensa che non si potrebbe mai arrivare, perché insomma arrivato a livelli suoi vuol dire che c'è stata una forte... del Colli, organizzato dalla ASD Maratona e Maratonia delle Città del Vino. Le ultime notizie dal banco delle iscrizioni ci dicono che stiamo raggiungendo le 600 unità, forse anche già superate, per quanto riguarda i percorsi della ecomaratona di 45 km e del trail del Collio di 25 km. Abbiamo ancora 4 minuti prima della partenza della ecomaratona e tra 4 minuti ci sarete solo voi e davanti a voi il percorso, questi 45 km che voi dovrete percorrere per poi ritornare qui. Portare fuori dal gruppo di partenza una persona che ha dedicato tantissimo del suo tempo per sistemare il percorso e i sentieri. Marco Virgintini. Vieni qua. Applauso, signori, applauso a Marco, l'ideatore del percorso. Ogni salita, ogni discesa è sua. Quindi prendete dato a lui dopo. Ok? Tra di voi c'è gente che sa cosa vuol dire correre 45 km, probabilmente per qualcuno di voi è la prima ecomaratona. Quindi un applauso a tutti voi, vi aspettiamo al traguardo con la medaglia, è vostra.